A mezzanotte sai che io ti penserò, ovunque tu sarai sei mia, e stringerò il cuscino fra le braccia mentre cercherò il tuo viso che splendido nell'ombra apparirà. Mi sembrerà di cogliere una stella in mezzo al cielo, così tu non... Bruno Venturini, cantante. Da quando lei canta, Venturini? Da sempre. Perché? Da sempre. Avrà cominciato ad una certa età. Ma ero ragazzino da quando praticamente, ecco, c'è un episodio importante nella mia vita artistica, e proprio ragazzino venni a Roma e fui scoperto da Mario Lanza, avevo 10 anni. Io cantavo nei mercatini rionali perché mio padre era malato in ospedale, mi guadagnavo la vita con mio fratello, vendevamo maglie a Porta Portese. Lì giravano alcune scene di Arrivederci Roma e quindi questo grande tenore si fermò, abbagliato da questo ragazzino che cantavo Sole mio torna a sorridere, mi regalò $10 e mi disse: ragazzo, you sing very good, hai talento, studia. Ma la prima volta che lei ha cantato? Sì. Quando è stata? Dove è stata? Alle scuole elementari. Dove? Facevo gli spettacoli, ci fu un concorso della RAI, la radio per le scuole, quindi mi ricordo che vennero in classe una signora, dice: chi sa cantare di voi? A tutti i ragazzi: Bruno sa cantare. Alzati in piedi, mi alzai: che cosa canta? Santa Lucia. Quanti Sul mare anni? luccica l'astro d'argento. Quanti anni avevi? Avevo 8 anni, 9 anni. Quella è stata la sua prima volta? Sì, sì, e fui scelto per il coro di Funiculi Funiculà, poi da questo coro diventai solista e vincemi il primo premio in queste scuole elementari. E se non avesse cantato, Venturini, che cosa avrebbe fatto della sua vita? Non lo so, ho un diploma di ragioniere, forse sarei stato in banca a fare i ragionieri, non lo so, non me lo immagino. Lei è stato definito il Marco Polo della canzone, il Globetrotter delle 7 note, il missionario della canzone. Ecco, come si definisce lei professionalmente, se si dovesse definire? Ma sono un professionista che fa questo lavoro con tanta passione, tanto cuore. Ecco, il Marco Polo della canzone è un titolo che mi hanno dato in Cina. Io sono stato il primo artista del mondo occidentale nell'84. Il governo cinese mi invitò ufficialmente, aprirono le porte all'arte occidentale con la canzone napoletana e con Bruno Venturini. Quindi con me mi portai dall'Italia Franco Zauli, il direttore d'orchestra, e ci inoltrammo in quel nord della Cina. E lei ha girato un po' tutto il mondo? Tutto il mondo, in tutto il mondo. Ecco, una cosa che le voglio dire, per esempio andavamo in Giappone, ci fanno una tappa ad Anchorage per le truppe americane, uno spettacolo, quindi anche al Polo Nord sono stato. Solo in Lapponia non ho cantato. E quando andrà? Ma spero presto, è questione di impegni di lavoro che ho altrove. Perché lei gira ancora tantissimo? Tantissimo. Dove viene di più applaudito? Ecco, dove la canzone napoletana è meglio recepita? C'è un posto particolare nel mondo? In tutto il mondo, perché la canzone napoletana è la mamma della musica mondiale, è la mamma del melodramma, la mamma della musica. Addirittura anticamente, ecco, a Napoli hanno rubato i grandi musicisti il Seu della Tarantella per fare il rhythm and blues. Molti giovani di oggi che fanno questa musica non lo sanno neanche. Quindi la musica napoletana è nata con Nerone, veniva a Napoli a cantare. Da 20 anni sulla breccia, Venturini, sì. Come si fa a stare sempre sulla breccia tanti anni? Con l'impegno e con la professionalità, e con la serietà del lavoro. Quindi non si passa mai di moda, diciamo? Mai. Ecco, nel mio genere è come lo smoking. Io metto anche io, indosso il blue jeans, indosso la camicia cinese, però di sera ci vuole l'abito scuro. Quando poi finiscono le chiacchiere, ecco, e vanno avanti quelli che sono poi i valori veri. Ma lei pensa seria. di essere un po' fuori moda o no? No, io sono attualissimo, più che mai. Se pensiamo che in tutti i templi della musica vera, la canzone napoletana, la grande canzone napoletana è entrata, la fa al Testo Vienna, dove io sono stato chiamato per 2 concerti favolosi, quelli di Natale e quelli di Capodanno. Ci collegammo da Linz con Vienna, dove c'era Kleber, a Linz c'era immesso Willie Waters dell'Opera di Miami, e io ho cantato insieme a Domingo, Cappuccilli, tutti i grandi della lirica. La sua voce, per mantenerla sempre in forma, cosa fa? Ma io ho avuto la materia prima dal Signore, dal Padre Eterno, diciamo, dal nostro Signore. Cosa faccio? Certamente studio, certamente prima di affrontare un determinato repertorio studio, sempre. Lei è molto cattolico, crede molto in Dio. Moltissimo. Da sempre? Da sempre. Perché, Venturini? Perché, ecco, io dico che non si fa niente senza il volere di Dio.
il mondo gira perché lo vuole il Signore, lo vuole il Dio. E guardi che esiste sempre un conto finale. Ecco perciò dico sempre, quando poi si spengono i fari delle serate, rimane l'uomo, rimane la famiglia, l'amicizia, la sincerità. Quando si va a letto, ecco, bisogna pensare: oggi io non ho fatto male a nessuno, ho pagato il giusto a chi ha lavorato, mi sono guadagnato onestamente quello che ho guadagnato, ho dato tutto me stesso con sincerità, perché il pubblico se ne accorge se un artista è sincero. Sì, sì. Lei tiene molto anche alla sua famiglia? Moltissimo. 3 figli? Ho 3 figli maschi, Raffaele primogenito, Vittorio e Salvatore. Sua moglie come si chiama? Mena. Quando l'ha incontrata sua moglie? Sui banchi di scuola. Ecco. Quindi un amore nato. Un amore di sempre. Mia moglie ha sposato non l'artista, ha sposato un ragazzo che intendeva fare l'artista. Quindi da sempre insieme? Da sempre insieme. E saremo fino alla fine insieme. Qual è il segreto per stare sempre bene insieme? Rispetto reciproco, ecco, amare la famiglia e affrontare i problemi dei ragazzi, che non è facile. Quindi occupano spazio. Ha anche figlie femmine? No, ho 3 maschi, ma la stessa cosa. Le manca una figlia femmina? Noi voluta? Volevamo questa figlia femmina, è nato Salvatore, che poi è meraviglioso, questo bambino, dopo 14 anni. Nessuno canta adesso? Hanno delle belle voci, il piccolo dice che vuol fare il cantante, tant'è vero che canta un disco con me, O Sole Mio, fa lo scugnizzo in questo disco. Gli altri 2 hanno una bella voce ma non hanno voluto studiare. Forse è meglio così. Lei prima parlava del male, che ognuno di noi la sera poi quando va a dormire, certo, a quest'ora deve essere certo, a posto con la propria coscienza. Certamente. Lei quindi non ha fatto del male? Ma io dico, non fare agli altri quello che non vuoi che sia fatto a te. Ne ha ricevuto? Tanto. Ma ho sempre perdonato. Mia madre diceva: date pane a chi vi butta le pietre, perdonate sempre, stendete la mano in segno di amicizia. Quindi bisogna perdonare, sempre, secondo lei? Sempre, Marzullo. Ma anche quando si riceve uno schiaffo bisogna porgere l'altra guancia o no? Sì, per una volta sì, la seconda volta no. Una sola volta si porge La notte, vista loro lo chiamiamo sempre ai nostri ospiti. Lei che fa di notte? Com'è cambiata la notte nel corso della sua vita? Ma la notte io generalmente dopo lo spettacolo, ecco, siamo lì per consumare una frugale cena e ritorno sempre a casa. Io non dormo mai negli alberghi, cerco di tornare sempre a casa mia. No, perché ecco, guadagno un'altra mezza giornata l'indomani, in quanto poi ci sono le telefonate, lo spettacolo del giorno dopo, quindi poi preferisco stare a casa, vedere i miei figli che già non li vedo troppo per le mie continue tournée all'estero. Quindi per me un'ora tolta ai miei figli è un peccato mortale, e mia moglie. Qualcuno ha detto che lei è un fenomeno. È vero? Non è vero? Cosa risponde? Ma che ne pensa? Io faccio come rispose Cristo a Pilato, l'hai detto. Quindi lei ha un buon concetto di sé, pensa di essere bravo come cantante, come uomo? Io penso soltanto quando faccio incisioni discografiche, so soltanto una cosa: mi devono cacciare via, perché non sono mai contento. Il direttore d'orchestra, lo stesso maestro Zauli, mi sgridano sempre, dicono: ma che cosa vuoi? Cosa vuoi di più? Non ho capito, ma non sei mai contento. Ecco, non sono mai contento. Forse questo è un segreto per il successo, per mantenersi sempre in auge sulla breccia. Noi abbiamo un piccolo flash di una sua esibizione. Lei prima parlava proprio di Vienna, sì, che l'ha accolta questa città con grande No, è la favore. prima volta che una grande canzone napoletana entra in un teatro dell'opera. Io mi auguro che anche in Italia questo avverrà a più presto. Sentiamo un attimo, vediamo se la nostra regia ci manda in onda questo piccolo flash. Non il principe e il re, il König der italienischen Straßensänger Bruno Venturini. Non il principe, il re Venturini. L'ha detto Marcel Prari, direttore artistico dell'opera di Vienna. Cosa prova lei quando Qui tanta responsabilità, c'era si deve esibire? l'ambasciatore italiano in platea, c'era la First Lady, tanta responsabilità. Sentiamo. Sì. Che canta? Torna sul Riento di De Curtis. Senza microfono, è stato uno studio a parte, perché bisognava vincere questa volumetria, quindi c'era una legge fisica, volume contro spazio. Dico mare quanto è bello, spiro tanta sentimento, come tu che tiene vento, dolce da cuore. Che prova a rivedersi? Beh, lo giudico questo signore che sta cantando e quindi vedo il messaggio di italianità che porta nel mondo. Certamente bisogna stare attenti a queste cose, perché in effetti è una promozione importantissima per tutto il mondo. Uno spettacolo che sta viaggiando, è andato in onda in Eurovisione, quindi
Mi hanno chiamato dall'America, da tutte le parti del mondo, congratulandosi per questa esibizione. È stata un'esperienza favolosa perché mi sono trovato con questi lirici favolosi, grandi voci, bellissime. Quindi, come le dicevo prima, io nelle prove cantavo nell'orecchio del maestro perché mi preoccupavo. Essendo un artista del microfono, cantare senza microfono per me era una cosa nuova. Quindi ho dovuto studiare i volumi per quello spazio. Ecco, bello questo pezzo, Venturini. Allora, vedo che le è piaciuto questo Sì. piccolo flash del... Peccato che non si vedono gli applausi, è stato un quarto d'ora di applausi. Sorrento, Napoli. Certo. Fischi ne ha mai ricevuti lei? Sì, in America tantissimi, ebbe una paura pazzesca. Ma in America i fischi sono applausi. Su applausi, io non lo sapevo. Nel 64, quando mi portarono lì come il cantante che aveva lietato le vacanze amalfitane della Jacqueline Kennedy, e che qualche giornalista mi mise a repentaglio addirittura la vita perché dissero che la signora era impazzita per lo scugnizzo napoletano. Io cantavo a Villa Ruffalo per la signora Kennedy. Quindi appena uscì sul palcoscenico c'era il capo del, diciamo, il maestro di cerimonia, un certo Nino Dauria, che era lo speaker ufficiale della radio italiana. Tanti di quei fischi che io mi tornai indietro. Lui mi acchiappò, dice: ma dove vai? Dico: qua non mi vogliono sentire. No, figlio mio, questo sono tutti applausi. Ma fischi invece veri? Ma mai. Mai. Per grazia di Dio mai. Quindi solo e soltanto Per applausi. grazia, mai, per grazia. Anche perché le dico una cosa, io ho avuto un concerto a Positano quando, ecco, buttavano, addirittura ci fu un momento che buttavano della roba a Claudio Villa, io ricordo che lo contestavano, sti giovani. Il grande bravo. Il grandissimo artista, Bravissimo, mi manca bravo. tantissimo Claudio, mio carissimo amico, ha una voce enorme, bellissima. Ecco, io feci uno spettacolo a Positano, cioè alla spiaggia, e mi vidi tutti questi capelloni di qua adesso, ma buttano a mare con tutto lo... Invece no, non fu così, fu un trionfo, c'era Zeffirelli, il quale disse delle parole meravigliose per me. Torna a Sorrento, Sì. torna a Sorrento, Torna a anzi meglio. Sorrento, Napoli, la Campania. Salerno, che tipo di Amalfi. rapporto ha lei Meraviglioso, con questa, è una terra che io amo. questa regione, con questa terra che spesso viene... Ecco, trattato un po' male Marzullo, diciamocelo. Diciamo che Napoli è come il mondo. Io che viaggio il mondo, ecco, succedono cose pazzesche. Peccato che non c'è qui Zavoli con me per raccontarle come fu scippata la moglie del presidente della regione siciliana lì a Manhattan. Addirittura questa signora la stavano ammazzando, se non c'eravamo noi l'abbiamo presa, siamo accorsi. Quindi è brutto dire sempre Napoli, Salerno, Nocera, sì è vero, però tutto il mondo è così. Quindi per me è una grande responsabilità, io ne soffro, io porto avanti un discorso di napoletanità buono, quindi diciamo sul piatto della bilancia mettiamo le cose belle che ci sono. La canzone napoletana, Certo. appunto. Certo, Vivrà per sempre questa... è immortale Marzullo, guardi, glielo garantisco io, è immortale. Non c'è artista al mondo che non ha voluto cimentarsi in una esecuzione di un brano napoletano. Ma lei ascolta pure la musica leggera o no? Certamente, perché Le- no? Quando le è buona sì, io quando è buona, soltanto che ci sono tante imitazioni che non vanno. Io ho fatto dei concerti al Brookvallo Valley di Sydney con i Chicago, complessi favolosi, quindi a me non piace quando vedi i surrogati. I Beatles hanno segnato un'epoca nel mondo dell'arte, della musica, li adoro, perché no? L'amore è uno dei temi notturni che noi affrontiamo. Lei prima parlava di questo suo Certo. profondo, magnifico rapporto con sua moglie. Che cos'è per lei l'amore? Che cosa dovrebbe essere? Ma l'amore, ecco, l'amore è quello che si dà anche da un palcoscenico alla gente. Io ho fatto dei concerti a Napoli nelle zone a rischio, 4 concerti, è stata un'apoteosi. Io ho cantato per le zone alte, i quartieri più poveri di Napoli, dove ci siamo affratellati in 4 serate con centinaia di migliaia di persone, una cosa spaventosa. Io la prima sera c'era tanta polizia, la Digos addirittura, che pattugliavano sto palcoscenico, la famosa cassa armonica della villa comunale, dove cantò Caruso 100 anni fa, quindi era un avvenimento eccezionale. Non successe niente, né uno scippo, né uno sgarro, né un bisticcio. Ecco, allora il cardinale Giordano volle darmi una targa per questo messaggio d'amore, perché è proprio la canzone, proprio il risvegliare dei sentimenti nei cuori che si può vincere il male. Ecco, io ho qui tra le mani uno dei tanti articoli che la stampa le ha dedicato, un articolo del settimanale Radio Corriere TV, Certo. dove lei viene... Io ringrazio ancora il direttore, ringrazio il giornalista che mi ha intervistato. La stampa si interessa molto a lei.
Ma io ringrazio i giornalisti, io devo ringraziare molto i giornalisti italiani. Perché? Perché sono stati, specialmente quelli televisivi, che mi hanno dato spazio, mi hanno sempre ospitato, mi hanno dato... Quindi ha un buon rapporto con la stampa. Sì. E con i suoi critici? Anche con i critici. Quindi lei accetta anche le critiche? Senz'altro. Noi abbiamo un ventaglio di personaggi televisivi meravigliosi, Marzullo. La televisione italiana è la prima del mondo. E che tipo di rapporto ha con la televisione? La guarda? Che le piace guardare in televisione? Sempre la RAI. Mi piacciono i servizi giornalistici, proprio sono affascinato da questi servizi giornalistici. Venturini, come immagina la sua vecchiaia? Marzullo, non ci voglio pensare. Perché? Non lo so, perché mi sento così ragazzo. Pare, ecco, un film, la mia vita, tante sofferenze. Marzullo, lei pensi, io sono nato ricco, poi divento povero, sono diventato povero nella prima adolescenza, non sono stato mai guaglione, mai ragazzo, subito adulto, perché... Ha avuto un'infanzia difficile? Ecco, no, un'infanzia felice, però un'adolescenza molto difficile. Ecco, mi guadagnavo le tasse scolastiche, andavo a piedi a fare lezioni di canto al liceo musicale, il maestro Giorleo mi dava lezione gratis, quest'uomo che è davanti a Dio, ecco, io lo benedico sempre, mi ha aiutato tantissimo. E perché no, lo stesso Segurini, tutti i più grandi maestri che mi ho avuto a che fare hanno dato una pennellata a questo quadro. C'è qualcuno che non ha creduto in Bruno Venturini professionista? O almeno all'inizio non ha creduto? Ma secondo me ecco, a Napoli è difficile per i giovani. Ricordo che io non imitavo un certo tipo di canto ed ero bersagliato, cioè nessuno avrebbe puntato un soldino su Bruno Venturini come hanno fatto con i Ranieri, come hanno fatto con i Di Capri, come hanno fatto con tutti siamo andati fuori, con lo stesso Sergio Bruno. Quindi la discografia napoletana non puntava, perché non ero un imitatore di un certo tipo di canto, diciamo così, quelle nenie che... Però c'è una vera e propria scuola napoletana per quanto riguarda la canzone. Certamente, c'è la scuola della grande voce napoletana, c'è la scuola della non grande voce napoletana, del dicitore. Però la grande scuola è quella che conta, perché diciamoci la verità, Napoli è emissione vocale, è questo sole che brilla in queste esecuzioni, quindi non può essere una cosa sottomessa. La morte non le fa paura? Come? La morte non le fa paura? No, mai. Io viaggio ogni attimo della mia vita, abbiamo preso aerei in Cina spaventosi, Zauli tremava, abbiamo preso cose sotto la neve ad Harbin, ci siamo imbarcati per raggiungere Shenyang, quindi abbiamo fatto veramente un'opera missionaria. Lei ha fatto una bella canzone sulla mamma una volta, l'ho ascoltata da qualche parte. Che tipo di rapporto ha avuto? Meraviglioso. Mia madre è colei che mi ha aiutato. Nei momenti tristi io ricorrevo a mia madre, lei diceva: abbi fede, figlio mio, non ti preoccupare, abbi fede, lotta, che ce la fai. Quindi lei è ottimista, non è pessimista? Ottimista, sempre, perché mia madre diceva dopo tante cose brutte verrà il bello. Le capita mai di piangere, Venturini? Nel mio cuore sì, quando vedo delle cose che succedono, che sono ingigantite, ai danni poi di questo popolo che soffre. Che le devo dire, Marzulli? Io sono uno che ama la gente. E ama la vita pure, mi sembra. Certamente, amo la gente. Io quando sostenevo che la canzone napoletana era quello che era, chi storceva il naso, e ho avuto ragione. Venturini, secondo lei la vita è un sogno o i sogni aiutano a vivere meglio? E se lei questa notte potesse augurarsi un sogno, che sogno si augurerebbe? Ma di sognare Porta Portese un'altra volta, quel gesto di quell'uomo favoloso che dà $10 a un ragazzo e gli dice: "You sing very good, studia perché hai talento". Ma la vita è un sogno o i sogni aiutano a vivere meglio? Ma secondo me anche i sogni aiutano a vivere meglio. Tutti sogniamo, ogni persona sogna un domani migliore, che le cose si aggiustino, e questo è che ci dà forza a vivere. Lei si sente ancora molto ragazzo? Sì, tantissimo. Domani è sempre un altro giorno, secondo lei? Domani è un altro giorno. Domani c'è il sole per tutti. La Divina Provvidenza non abbandona nessuno. Chi ha fede? La sua buonanotte ai nostri telespettatori, qual è? Abbiate fede, a da passare nottata. Verrà il bello. Notte alta e sono sveglio, sei sempre tu il mio chiodo fisso, insieme a te ci stavo meglio, e più ti penso e più ti voglio. Tutto il casino fatto per averti, per questo amore che era un frutto acerbo, e adesso che ti voglio bene io ti penso.